Ennesima soddisfazione, perché sai bene che è molto ma molto difficile subentrare pure a campionato in corso come allenatore, quindi per me è stato anche molto ma molto difficile, ma grazie ai ragazzi che mi hanno aiutato veramente abbiamo raggiunto questo obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. E grazie anche al lavoro del nostro presidente abbiamo raggiunto questo obiettivo meritato. Sì, ma infatti la prima cosa che anche da giocatore o da allenatore che sono, la prima cosa che è fondamentale in una squadra è un gruppo. Se non c'è un gruppo non puoi raggiungere risultati. Noi negli allenamenti ci divertiamo, scherziamo, però quando c'è da mettere quella serietà in quelle ore la mettiamo e ci divertiamo veramente. Sono stati 3 mesi e mezzo di duro lavoro, ma ti posso dire veramente che ci siamo divertiti veramente. Allora, vincere un campionato penso che sia bellissimo e soprattutto è stato bello perché per Termini è la prima volta e penso che per qualsiasi persona, qualsiasi calciatore, vincere un campionato e portare in alto un paese per la prima volta è qualcosa di meraviglioso. Sì, soprattutto quando sanno che sei la squadra che deve vincere il campionato, penso che tirano più del 200%. Infatti abbiamo avuto molte difficoltà quest'anno, però il gruppo era forte. Da grande gruppo nelle difficoltà ci siamo rialzati, perché nonostante tutte le difficoltà ci sono state, però siamo stati bravi a saperle affrontare. La società mi ha rispettato fino ad oggi come se fosse un figlio, e poi pensare di poter tornare a fare un campionato a livello nazionale dopo qualche anno, con qualche anno in più, penso è bello. Abbiamo vinto il campionato con 8 punti di distacco, non è da tutti chiudere un campionato così. La Serie B sì, certamente, è normale pensare alla Serie B, con il penso del presidente, con il direttore sportivo già si stanno muovendo per qualche giocatore, è normale, qualche giocatore di categoria ci vuole. Ma già il gruppo nostro può andare bene per fare un buon campionato, ma sempre da aggiungere 1, 2, 3 elementi. Questo ha un sapore diverso, perché comunque sia molti ci davano che parlavano che magari non arrivavamo a fine anno per il gruppo che c'era, per quello che si è creato, per un pochettino la testa in aria che abbiamo un po' tutti, però è bellissimo. Vincere è sempre bello comunque, quindi ha un sapore sempre diverso. Poi noi siamo magari più grandi, ma abbiamo sempre fame di vittoria, quindi questa è una vittoria bellissima, come le altre del resto. Bravo, hai detto bene, appunto per il discorso che ho fatto poco fa, dico, molti appunto pensavano che noi non eravamo un gruppo, ma invece fondamentalmente, come hai detto tu, ha vinto il gruppo, nonostante abbiamo avuto un anno difficile, pesante, però ha vinto il gruppo, è la cosa più importante questa. Devo dire che da qualche anno ero uscito un po' fuori dal mondo del calcio, però mi sono ritrovato a dare una mano al presidente Gelardi ed è stata una cavalcata trionfale. Sì, devo dire la rosa era sicuramente una rosa valida e per affrontare un campionato di Serie C forse anche troppo. Però diciamo da quando poi mister Marsala ha abbandonato e con Gianluca Esgro che è stato il personaggio trainante della squadra siamo andati, è stata veramente una cavalcata, un crescendo e sono arrivate una serie di vittorie inaspettate, ecco, anche da un certo punto di vista. Si va in Serie B intanto per capire realmente come funziona un campionato di livello nazionale, ma non ci poniamo in questo caso obiettivi e l'appetito viene mangiando, quindi speriamo di fare un ottimo campionato anche in Serie B. Più da tifoso che da padre, perché noi siamo stati sempre nel calcio. Mio suocero è stato premiato con Anconetano e Roggi con la medaglia d'oro a Coverciano. Io ho fatto la storia anche del Real Termini con il settore giovanile, cioè sono stato sempre il presidente del settore giovanile. Abbiamo vinto diversi campionati, oggi ho la soddisfazione che anche mio figlio ha vinto un campionato di calcio a 5 ed è in Serie B. Grazie.
Grazie ai ragazzi che hanno contribuito, anzi hanno portato a vincere questo campionato, tutti i dirigenti, grazie intanto a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato economicamente e forza Real Termini! Vincere è sempre bello, però dico, è stato un campionato che non ho mai fatto la C1, però sono arrivato in punta di piedi, sapevo che società incontravo, sono felice di aver vinto e di ritornare subito dopo mesi in un campionato nazionale. È bello vincere, come hai detto tu, però dal sacrificio nasce sempre una soddisfazione. Ci siamo allenati, abbiamo vinto, siamo tranquilli, ci godiamo questa festa e da martedì siamo subito pronti per programmare questo campionato di Serie B molto competitivo. Eh sì, è stato un anno complicato perché praticamente dopo il problema che abbiamo avuto lì al palazzetto, dopo l'alluvione abbiamo dovuto cercare un campo e l'unico disponibile era quello di Trabia, fra l'altro un sintetico, e devo dire che per noi è stato un problema perché molti ragazzi, quasi tutti devo dire, sono abituati a giocare sul parquet. Però nonostante questo devo dire che i ragazzi hanno fatto bene, si sono abituati pure sul sintetico, non abbiamo perso una partita in casa, abbiamo avuto il miglior attacco e in mezzo a tutti questi problemi devo dire che abbiamo vinto il campionato. Era tra l'altro in programma, era un obiettivo stagionale, tra l'altro assieme alla Coppa Italia che purtroppo per vari motivi abbiamo perso. Ma pazienza, però l'importante è vincere il campionato e adesso ora puntiamo tutto alla B e vediamo di fare bene, di fare un bel campionato, onorare anche questo campionato e sperare principalmente di giocare a Termini, la cosa più importante secondo me. Sì, l'amministrazione mi dice che praticamente sta cercando di sistemare il palazzetto e permetterci di giocare all'interno.